E sul gradimento di questo tuo generoso gesto, Gianni. Ho detto bene, è una lunga gestazione, una cosa che è nata un po' dentro, pian piano, con ogni volta che c'era un po' di sentimento, di ispirazione, andavi su questa tela, è così? Sì, è vero, fare un ritratto è una cosa complessa. Innanzitutto perché logicamente le immagini che vengono date all'artista per poter ritrarre la persona sono tantissime, ma in genere non sono foto da ritratto. L'altro elemento molto importante per quanto riguarda Zio Domenico era l'affetto che ci legava, che ci lega attualmente con la famiglia, ma con lui che era un personaggio meraviglioso. L'aneddoto di cui posso raccontare era quando eravamo ragazzi alla festa di San Lussorio, che allora quando ero ragazzo io durava ben 18 giorni, non 9. Zio Domenico quando iniziava a suonare la fisarmonica gli dicevamo, lo pregavamo, Zio Domenico un quarto d'ora, massimo 20 minuti, e si mezz'ora, invece la cosa durava molto di più e ci sfiancava, però con grande cuore io ho fatto questo ritratto che definirò poi nei suoi dettagli in seguito, però oggi era il giorno giusto per poterlo dare alla famiglia. Ciao Zio Domenico, in su Lusese, aspettaci. Gianfranco, c'è una battuta che la voglio far fare. Battuta da posso dire. Gianni è un grande artista, lo conoscono tutti a Borore, quindi cosa dire? Ha prestato la sua maestria, è un esempio di, come diciamo, tutta la serie di vita, di musica, di festa. E ha detto giusto che questo è proprio il giorno giusto, adatto, per presentare il ritratto di Domenico. Grazie davvero Gianni. Gianni è davvero un artista, una persona sensibile, un uomo di cultura.